Questa è l'hall d'ingresso della città dell'impresa. Abbiamo un'animazione che ci porta poi alle sale successive, come una mappa guidata del museo stesso. Questa è lo scheletrica. L'ingresso alle sale espositive, dove sono i ritratti interattivi, la sala ludico-didattica, la sala meditazione, il cibo della scuola e il territorio di impresa. Dall'altra parte invece si va alla zona delle installazioni PsychoPoint e mare di opportunità. Le opportunità del domani, cioè il futuro che attende il loro lavoro e la loro capacità sia imprenditoriali che lavorative. La connettività. Vai. La comunicazione e la trasparenza sono fondamentali. La prima distinzione da fare è se l'impresa che si sta avviando è di tipo industriale o di tipo artigianale. Nel mio caso appunto artigianale, quindi ho più esperienza in questo settore. La miglior pubblicità che si può fare, specialmente all'avvio, è sul passaparola, quindi seguire i clienti uno per uno e accompagnarli nelle loro scelte, consigliarli ed essere sempre presenti e sempre disponibili. Dai. Questo fiume è un fiume particolare, è un fiume di personaggi e di imprenditori che hanno fatto la storia dell'imprenditoria in Sardegna. Abbiamo Sanna delle miniere, Giulio Dolcetta per quanto riguarda tutta l'identificazione della Sardegna, Argiola per i vini. Spiega come funzionano. Sono dei sensori e nel momento in cui ci avviciniamo il sensore ovviamente vede la nostra presenza, allora il fiume si interrompe e viene fuori il video relativo al personaggio. Entriamo nella sala meditazione dove attraverso un sistema di audio surround possiamo scoprire delle zone imprenditoriali sconosciute. Ci si corica nelle chaise longue, si indossano le cuffie, Vedi? Parliamo di scenari di Cagliari, quindi per esempio qua la tua attività, la tua impresa la puoi mettere anche nel centro di Cagliari, vedi? Ok, vedi, vado al bastione, scelgo il menu, vedi?